Mi sento particolarmente emozionato perché sono abituato da 20 anni, da che si fa questo festival, di vedere premiati sempre delle persone molto importanti che provengono da altre realtà sia dell'Italia sia dall'estero. Ora sentirmi io investito di questo premio mi emoziona particolarmente perché conferma che c'è una parte dentro il cuore di Selighesi che è occupato da me e dalla presenza della comunità di Saspru, e questo ci rende orgogliosi e anche ci riempie di tanta responsabilità. Celebriamo esattamente quest'anno 40 anni e Siligo ci ha accolti in un momento molto difficile perché la casa era assolutamente vandalizzata, avevamo bisogno di tutto e abbiamo avuto immediatamente la grande solidarietà del paese e della sua gente. La Fondazione è stata veramente un'iniziativa straordinaria che parte da valorizzare la capacità, il valore, il messaggio di Maria Carta, però poi ha diffuso veramente tutta una serie di possibilità di discutere, di riflettere su problematiche sociali, ambientali molto importanti. Allora questo ha aperto orizzonti, perché io sono convinto che la gente, la realtà di Siligo è capace di coniugare la piccolezza con le alture, con gli orizzonti nuovi, e questo la Fondazione lo sta veramente interpretando bene.